Oltre alle disposizioni regionali, il sindaco Brugnaro interviene con 2 ordinanze per contenere gli assembramenti a Venezia nei fine settimana. La prima riguarda il consumo di alcolici fuori dai locali. È vietata la vendita per asporto da parte di qualunque esercizio tra le 15 e le 8 del giorno successivo. Tra le 15 e le 21 sarà consentita solo la somministrazione di alimenti e bevande con consumazione da seduti su posti regolarmente collocati all'interno dei plateatici e rispettando distanziamento con utilizzo di mascherina quando non si consuma. Se non verrà rispettata, l'amministrazione è pronta a inasprirla. C'era la gente che dopo le 6 si riversava nei supermercati a fare incetta di alcolici. No, questo non va bene. Dobbiamo, da bravi veneti, rispettare le regole. La seconda ordinanza riguarda i trasporti pubblici. Utilizzare ai pili l'area interscambio, oltre per garantire una navetta continuativa verso e da Venezia, anche per raggiungere una fermata importante a San Giuliano, in modo ovviamente da alleggerire e agevolare il flusso, perché si è visto anche domenica quello che è successo in stazione. Ovviamente non è responsabilità, come ha detto il sindaco, del Comune di Venezia, ma noi ci stiamo mettendo anche in termini organizzativi. Pensate che solo domenica abbiamo messo 72 corse bis in uscita da Piazzale Roma, abbiamo quasi raddoppiato le corse del tram di domenica, proprio per consentire a chi è arrivato a visitare Venezia di avere una risposta in termini di mobilità. Il servizio sarà attivo nei fine settimana di area gialla. In arancione e rossa infatti servirebbe a poco con il divieto di spostamenti tra comuni. Venite a visitare Venezia però con la coscienza e con la scienza che è una città fragile e che ovviamente sembra una battuta, ma è impensabile che 5 milioni di veneti possano in una stessa giornata riversarsi a visitare la città. Comprendiamo la voglia, eccetera, i nostri veneti sono benvenuti alla visita alla città, però bisogna avere anche la capacità che c'è un limite N di arrivo e di partenza. Lo scorso weekend il sindaco ha messo in campo 198 vigili, ma l'appello al prefetto è di intervenire con ulteriori forze dell'ordine.